Si continua ad indagare dopo l'agguato del favarese Carmelo Nicotra avvenuto il 23 maggio del 2017 in via Torino, traversa di via dei Mille a Favara. Diversi colpi di Kalashnikov indirizzati all'uomo che riuscì a scampare all'agguato. Secondo gli inquirenti, le armi sequestrate al 35enne Gerlando Russotto, arrestato lo scorso agosto con l'accusa di aver preso parte ad un agguato in Belgio ai danni di Saverio Sacco, potrebbero essere le stesse usate durante l'agguato andato fallito al favarese Nicotra. Ecco perché si vogliono fare ulteriori accertamenti. I plichi con le armi, le munizioni e la stoffa, che era stata usata per avvolgerle, sono stati aperti e ispezionati. Saranno quindi passate al setaccio al fine di trovare elementi utili che possano confermare questa tesi. Si è alla caccia di impronte e riscontri di tipo balistico. Dopo il prelievo salivare nei confronti di tutti gli indagati, nel laboratorio di genetica forense della Questura di Palermo, alla presenza di difensori e consulenti di parte, si è passati agli accertamenti sul fucile e sulla pistola. Nel registro degli indagati, nel novembre dell'anno scorso, sono finiti Calogero e Antonio Bellavia, di 27 e 44 anni, Calogero ed Emanuele Ferraro, di 39 e 40 anni, quest'ultimo poi ucciso qualche mese dopo in via Diaz, e Carmelo Vardaro, di 39 anni. Su di loro pende l'accusa di tentato omicidio aggravato e ricettazione. Nelle settimane scorse la DDA ha iscritto sul registro degli indagati prima Gerlando Russotto e poi altre due persone, i favaresi Francesco Di Benedetto, 28 anni, e Michelangelo Bellavia, 30 anni. Gli indagati in tutto sono 7. Ricordiamo che l'agguato a Nicotra è stato subito collegato all'omicidio avvenuto sempre a Favara nell'ottobre del 2016, quando a perdere la vita davanti ad un supermercato è stato l'empedoclino Carmelo Ciffa. Da quel giorno diversi fatti di sangue si sono registrati nell'asse Favara-Porto Empedocle, Belgio.